descrivere il trasferimento? Beh, è un trasferimento, insomma, un aggettivo, mamma mia. Io ho dormito, quindi posso dire tranquillo anche, però non so per gli altri, sento un po' di lamentele qua e là, comunque dai, infine il trasferimento è stato e così è andata, insomma. Guardi, è stato veramente stressante, speriamo che questo inizio di corsa sia un po' più tranquillo, almeno ci rilassiamo un po'. Un aggettivo per descrivere il trasferimento? Stressante. Lungo. Snervante. Normale, dai. Lungo. Assonnato. Un aggettivo per descrivere il trasferimento di questa mattina? Lungo. Marco Benfatto, uno dei pochi italiani che è riuscito a primeggiare in un arrivo a raggi compatti, oggi si dovrebbe ripetere? Sì, oggi sarà difficile arrivare in volata perché sono rimasti pochi velocisti e le squadre sono anche un po' dimezzate, tanti corridori sono andati a casa. Io spero che arriviamo in volata, però ti ripeto è difficile e speriamo che la maglia ci dia una mano per arrivare in volata. Settima tappa del Giro Bio da Monticelli a Lonato del Garda, 147 km, un Gran Premio della Montagna di terza categoria. Ci stiamo avvicinando al clou del Giro, l'antipasto di quello che sarà il Gavia di domani. Avvio subito veloce, 12 corridori che si lanciano in avanscoperta fin dal quarto chilometro. I protagonisti sono Euget Zuppa della Trevigiani, Mario Sgrinzato e Mirko Tedeschi della Petroli Firenze, Serei Papok e Mirko Trosino dell'Opla, Michele Foppoli della Delio Gallina, Matteo Collodele e Andrea Vaccher della Marchiol, Nikita Omerbekov della Nazionale Kazaka, Gianluca Leonardi della Zalf, Mirko Tedeschi del Team Idea e Marco Cardinali della Gragnano. I 12 hanno proceduto di comune accordo fino ad avere un vantaggio massimo superiore ai 3 minuti, vantaggio che hanno saputo poi amministrare anche quando alle loro spalle sembrava che la spinta delle squadre come quella della nazionale russa e della nazionale olandese potessero ritornare, ma non c'è stato niente da fare, quindi erano in 12 ad giocarsi la vittoria. All'interno dell'ultimo chilometro, verso gli 800-700 metri dalla conclusione, ci ha provato Mirko Trosino, il corridore del Team Opla, che è riuscito così a cogliere la sua prima affermazione stagionale nonché nei dilettanti davanti al suo compagno di squadra Serei Papok. A concludere il podio Mirko Tedeschi della Petroli Firenze. Mirko Trosino, all'arrivo non ci credevi nemmeno te? No, veramente non ci credevo. Questa vittoria è venuta fuori da una fuga portata via da lontano da me e Sergio. È stato un lavoro fantastico oggi fra me e lui. Ci siamo aiutati a vicenda nel finale. Infatti dimostra il risultato primi e secondi e la dedico a lui e a tutte le persone che conoscono. Classifica generale che resta invariata, quindi anche le maglie. La maglia verde di miglior giovane, quella Costa dei Parchi Abruzzo, nelle mani di Pierre Penasa, la maglia bianca appunto da Asiago al russo Zaccarin, la maglia bianca del Gran Premio della Montagna Tre Colli, Monviso Venezia, libre di vincere al corridore della Palazzago Batskow, la maglia dei traguardi volanti marrone e nera Terra di Siena a Tleobayev, la maglia bianco-rosa leader della classifica della regione toscana, sempre il Nur Zaccarin. Ricordiamo quindi il podio di questa settima tappa con arrivo a Lonato del Garda, primo Mirko Trosino, secondo Papok, entrambi dell'Opla, terzo Mirko Tedeschi della Petroli Firenze. Per Pianeta Giovani e Teleciclismo è tutto da Lonato del Garda, Elena Forzoni.